Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, anche oggi fino all'1 per raccontarvi il territorio a partire dalla cronaca. La cronaca ci porta subito a Padova per un'importante operazione della Guardia di Finanza che riguarda attività commerciali e bar, con le fiamme gialle che hanno scoperto diversi lavoratori in nero e irregolari nella provincia. Ha seguito per noi questa vicenda, questa inchiesta, Federico Fusetti, sentiamolo. Buongiorno, siamo negli uffici della Guardia di Finanza di Padova che ha concluso da poco un'operazione per tutelare il lavoro, un'operazione che ha portato alla scoperta di 30 lavoratori irregolari. È un'operazione che si è svolta soprattutto durante la stagione estiva. Siamo con il maggiore Nicola Gazzilli, comandante del gruppo Padova. Maggiore, insomma, a vedere le temperature non sembra certo estate, però insomma è questo il periodo in cui siete concentrati, estate che è finita da poco. Dove siete andati? Che cosa avete, qual è stata l'operazione? Possiamo dire che la Guardia di Finanza quotidianamente è impegnata nei servizi a tutela dei lavoratori e quindi nel contrasto al cosiddetto lavoro sommerso. Chiaramente questi servizi vengono intensificati in alcuni periodi dell'anno, come durante la stagione estiva, ovvero durante le festività invernali, quando ci sono più clienti e le attività chiaramente hanno maggior da fare. In questi contesti noi abbiamo riscontrato la presenza sui luoghi di lavoro di 15 lavoratori cosiddetti in nero, ovvero in assenza di qualsiasi tipologia di contratto lavorativo, e 15 lavoratori irregolari perché erano assunti in forza di un contratto a chiamata e non venivano registrati durante tutti i loro periodi in cui venivano impiegati. Chiaramente l'operazione si è concentrata verso quelli che sono i settori che l'hanno fatta da padrona durante la stagione estiva, ovvero quelli dei bar, della ristorazione, dell'intrattenimento, perché ci sono stati diversi eventi organizzati a Padova e in provincia, ma anche nei confronti degli esercenti che operano nel settore alberghiero. All'esito di queste attività, come si diceva poc'anzi, abbiamo riscontrato queste 30 irregolarità. 30 lavoratori irregolari è un numero importante, dobbiamo preoccuparci, significa qualcosa un numero così alto? Ma io più che sul numero, che chiaramente è in linea con gli ultimi servizi, interventi fatti nello specifico settore, ci terrei a specificare quelle che sono le finalità dei nostri controlli. La finalità possiamo dire che è duplice. Innanzitutto è quella di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori, perché spesso i lavoratori assunti senza un contratto vedono lesi i propri diritti, non hanno, diciamo, delle tutele, oltre chiaramente a un'assenza di versamento di contributi lavorativi, ma spesso queste irregolarità possono celare anche il cosiddetto fenomeno del caporalato, ovvero lo sfruttamento, un vero e proprio sfruttamento degli stessi. La seconda finalità chiaramente è quella di tutelare le imprese sane e quindi gli esercenti sani che pagano e impiegano correttamente i loro lavoratori. Così dunque il nostro Federico Fusetti da Padova ci ha raccontato di questa ennesima operazione della Guardia di Finanza. Insomma, il dato resta inquietante dell'utilizzo di lavoratori irregolari o lavoratori in nero in tutto il Veneto, non solo in provincia di Padova. Restiamo però in provincia di Padova per parlare della morte di Vera Slepoj, la nota psicologa scomparsa il 21 giugno. Il docente universitario che ha effettuato l'autopsia sul corpo di Vera Slepoj ha chiesto un altro mese di tempo per completare la relazione. Resta così il giallo sulle cause della morte. Non c'è ancora una risposta sulle cause della morte di Vera Slepoj, la famosa scrittrice e psicologa trovata morta nella sua abitazione di Piazza del Santo a Padova la mattina del 21 giugno. Il professor De Caro, docente universitario, ha eseguito l'autopsia il 26 giugno, ma in questi giorni, alla scadenza dei 3 mesi necessari per completare la relazione sull'esame autoptico, ha chiesto un altro mese di tempo e così resta il giallo sulle cause della morte della donna, 70 anni, originaria di Portogruaro ma da anni residente nella città del Santo. I familiari avevano presentato un esposto in procura sottolineando l'ottimo stato di salute generale di Vera Slepoj, a parte un fastidio legato all'operazione al ginocchio che aveva subito circa un mese prima della scomparsa. Il magistrato ha aperto un fascicolo senza indagati per omicidio colposo. È stato necessario per autorizzare l'autopsia e quindi occorrerà attendere ancora un mese prima di leggere nero su bianco le cause precise della morte.
E poi i giovani, la piaga dei giovanissimi violenti, il caso a Buttapietra nel Veronese, una lite per una coda alle giostre che vede poi alla fine un 13enne ferito a un braccio con un taglierino. Ci sono 3 coetanei denunciati dai carabinieri. La coda per salire su una giostra, la pretesa di passare avanti, la lite e poi la violenta aggressione. È accaduto intorno alle 22 del 24 settembre alla sagra paesana di Buttapietra. Ferito con un taglierino, un 13enne del luogo colpito con un fendente all'avambraccio sinistro. Il ragazzino è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Bussolengo con una prognosi di 5 giorni. Una serata di festa e di allegria che si è trasformata in un incubo. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri. In poco tempo i militari dell'Arma hanno identificato i ragazzini coinvolti nella rissa. Si tratta di 3 minori che sono stati denunciati per lesioni aggravate in concorso. Sono giovanissimi, coetanei della vittima, tutti di origine straniera, tra i 14 e i 15 anni. Un'aggressione scoppiata davvero per futili motivi durante la festa patronale di Buttapietra che poteva avere conseguenze ben più gravi. Dalle parole sono passati subito ai fatti e nelle mani di uno dei minori è spuntato un taglierino. A seguito della denuncia querela sporta dalla vittima sono stati identificati i 3 ragazzi stranieri, tutti denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minori di Venezia. Non taglierino ma addirittura spranghe per la rissa avvenuta durante la notte bianca a Vicenza. La polizia individua i presunti responsabili dell'aggressione. Una violenta rissa a sprangate avvenuta in pieno centro storico a pochi passi da Piazza dei Signori nel corso della notte bianca, scena che era stata immortalata da alcuni passanti e poi girata sui social, su cui si sono concentrate le indagini della squadra mobile di Vicenza che hanno chiuso il cerchio identificando e denunciando 4 soggetti. Gli accertamenti investigativi hanno portato all'identificazione dei 4 soggetti, tutti maggiorenni di età compresa tra i 22 e i 35 anni, denunciati per il reato di rissa. E poi sempre nel Vicentino a Sovizzo, dove c'è un balordo che semina paura tra i giovani. Sono diversi gli episodi segnalati, la polizia locale e il sindaco invitano le vittime a denunciare. Sovizzo, ma anche Altavilla e Creazzo. Sono i paesi dove s'aggira un 21enne che prenderebbe di mira i ragazzini. Ha una cattiva reputazione, è aggressivo, ha già avuto a che fare con le forze dell'ordine e i giovani, quando se lo vedono di fronte, hanno paura. Questo personaggio prende di mira i ragazzini qui durante i fine settimana, li ferma, chiede loro soldi, chiede loro i cellulari, proprio vere e proprie furti ai ragazzi. E loro sono molto spaventati anche perché si aggira con un coltello, fa vedere loro un coltello e quindi sono molto impauriti. Una ventina gli episodi segnalati, solo 5 quelli che sarebbero stati denunciati. Molti genitori ci hanno segnalato questo personaggio pericoloso e noi stiamo confrontandoci spesso con la polizia locale e i carabinieri per cercare di fermare queste azioni. Tanti genitori ci hanno segnalato, però poche sono state le denunce, che sono quelle che aiuterebbero le forze dell'ordine per fermarlo, per arrestare questo personaggio. Le autorità invitano le famiglie a denunciare eventuali furti o minacce subite. Solo così si possono dare alle forze dell'ordine gli strumenti per intervenire. Dobbiamo in primo luogo distinguere quelli che sono i fatti reali e concreti da quelli che sono i fatti che non hanno ancora ottenuto nessun tipo di riscontro e invitare la cittadinanza che ha subito un reato di qualsiasi tipo ad opera del medesimo soggetto a presentare le querele, perché le querele sono l'unico strumento che permette all'autorità giudiziaria di intervenire e emettere quei provvedimenti che vanno a tutelare i nostri cittadini. Per cui noi abbiamo intensificato i controlli, stiamo cercando di monitorare il territorio e di garantire più sicurezza possibile, ma la querela rimane l'istituto fondamentale per poter andare poi a una risoluzione effettiva e definitiva del problema. Il tema della sicurezza è molto sentito soprattutto a Mestre dopo la vicenda terribile di Giacomo Gobbato, accoltellato a morte per aver difeso una donna, come ricordate, da un rapinatore, anche dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi con
questo residente, è un commercialista peraltro, che ha travolto 2 tossicodipendenti sotto casa con l'auto ed è accusato di duplice tentato omicidio. Il timore è quello di creare l'effetto del farsi giustizia da soli, la pensa così Don Natalino Bonazza, parroco della zona di Viale San Marco, che ha deciso di organizzare degli incontri nei luoghi feriti della città. Ho esternato anche, diciamo, il mio sentimento, il mio timore, dicendo che temo appunto una violenza che poi può dilagare anche nel modo di farsi giustizia da sé, perché se è così diventiamo una giungla, non più una città. Per questo, dopo i recenti fatti di cronaca che hanno pesantemente coinvolto Mestre, il parroco di Viale San Marco ha deciso insieme ad alcune fedeli di organizzare degli incontri nei luoghi feriti della città, partendo proprio da Via Piave. Un segno semplice, breve, però il fatto di farlo in strada, cioè in un luogo che sentiamo tutti pericoloso, perché invece diventi un luogo che può essere frequentato, una città amica, non una città, per così dire, dove vince l'avversione reciproca. Questo è il senso della nostra preghiera. 4 appuntamenti ogni lunedì di ottobre alle 19:30 per affrontare questo momento di paura insieme. Ma oltre a Via Montello, lo spunto a Don Natalino arriva anche da un altro episodio che racconta nel settimanale della parrocchia. Un tentativo di scippo in un bus che gli ha fatto capire quanta tensione ci sia tra i cittadini. E sull'idea del sindaco Brugnaro di riportare i lagunari per presidiare la zona, Don Bonazza commenta. Può essere un deterrente importante, perché probabilmente la prevenzione ormai va giocata su tanti fronti, non solo su un fronte. Certo è un gesto un po' eccezionale, però penso che risponda all'eccezionalità del momento e tutto va proporzionato. In questo caso, diciamo, i lagunari prima di tutto, se vengono per proteggere la cittadinanza, non tanto per appunto agire militarmente, non è il senso, per proteggere, possono dare un senso di sicurezza al fatto di vederli e loro stessi sono visti. Quindi secondo me è un gesto che, curato bene, è proporzionato all'attuale situazione che viviamo. I controlli come quelli dei carabinieri di Cittadella che hanno scoperto, siamo di nuovo nel Padovano, un traffico di droga tra l'Alta Padovana, Treviso e Cittadella, molto particolare il modo in cui i clienti pagavano l'acquisto delle dosi. I carabinieri di Cittadella hanno eseguito 4 misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di Padova per spaccio di stupefacenti in concorso. I carabinieri infatti hanno scoperto una fiorente attività di spaccio tra dicembre 2023 e maggio di quest'anno tra Cittadella, l'Alta Padovana e le province di Treviso e Vicenza. Le indagini sono partite dall'arresto ad agosto del 2023 di un uomo di Galliera Veneta, nuovamente arrestato nel gennaio di quest'anno, e dopo quest'ultima operazione i carabinieri sono risaliti ad altre persone coinvolte in questa attività. È stato calcolato che consisteva in circa 30 cessioni di droga al giorno. Uno di loro, in particolare, risulterebbe aver trafficato non meno di 150-200 grammi di cocaina a settimana, in tutto 2 chili nel periodo in cui è stato pedinato. Molto particolare il fatto che decine di clienti pagavano gli acquisti con bonifici bancari. Nel corso delle indagini, in distinte occasioni, i militari di Cittadella hanno eseguito 2 arresti, sequestrando cocaina, conti bancari e un'auto BMW. A Montagnana invece c'era un'auto officina che funzionava e aveva parecchi clienti, ma era completamente abusiva. Da qualche tempo in paese circolavano voci di una presunta attività di riparazione di auto gestita da un gruppo di nordafricani. Dopo qualche settimana di appostamenti, i carabinieri hanno scoperto a Montagnana, all'interno di un capannone intestato ad una inconsapevole donna, un'officina abusiva. Dentro lo stabile erano stipati materiali e attrezzi da lavoro per effettuare riparazioni meccaniche. I carabinieri hanno sorpreso un cittadino nordafricano intento a sistemare 3 autoveicoli intestati all'azienda, acquistati da privati nelle settimane precedenti e quasi pronti per essere rivenduti. Per lui e per un complice è scattata una maxi multa di 40.000 euro. L'attività abusiva è stata sospesa. Un grave incidente nella notte lungo Via Argine Piave a Salgareda, siamo nella Marca trevigiana, erano le 2:20 quando 2 veicoli si sono scontrati frontalmente, violentissimo l'impatto in cui ha avuto la peggio un 22enne di Cessalto rimasto incastrato nell'abitacolo. Il giovane è stato estratto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto su richiesta del SUE 118, vista la gravità
delle ferite. Il 22enne è stato portato d'urgenza all'ospedale Cafonciaro, dove versa appunto in gravissime condizioni in terapia intensiva. Meno gravi invece le condizioni di altri 2 giovani dell'altra auto portati in ospedale a Oderzo. I rilievi dei carabinieri che hanno appunto eseguito i rilievi per poter stabilire esattamente la dinamica di questo ennesimo dramma sulla strada, con un 22enne che lotta tra la vita e la morte. A proposito di incidenti stradali, ieri centinaia di persone a Mestrino, nel Padovano, per i funerali di Alessandro De Marchi, il 18enne morto, lo ricorderete, mentre andava a scuola in moto. Gli amici hanno schierato sul sagrato proprio i loro scooter per salutarlo. La pioggia si mescola alle lacrime che rigano il volto di tanti ragazzi, compagni di classe, compagni di squadra con la divisa del Veggiano Calcio, gli amici di infanzia di Alessandro De Marchi, la bara ricoperta di fiori bianchi del 18enne, morto 10 giorni fa in un incidente stradale andando a scuola e accompagnata dai genitori, papà Domenico e mamma Marta, dal fratello maggiore Matteo. La chiesa di San Bartolomeo di Mestrino non riesce a contenere la grande folla, centinaia e centinaia di persone che si sono strette attorno alla famiglia del giovane studente del Marconi. In tanti sono rimasti all'esterno, ma hanno voluto comunque partecipare all'ultimo saluto. Schierati sul sagrato scooter e moto degli amici di Alessandro. La moto, sua grande passione, che però l'ha strappato all'affetto della sua famiglia e alle tante esperienze che ancora nella sua giovane vita doveva fare. Una vita in cui ha seminato molto, e questo seme ora porterà un frutto, ha ricordato però Don Sergio Turato, il parroco di Mestrino, che si è rivolto proprio ai ragazzi ricordando un pensiero di Papa Giovanni Paolo II: prendete in mano la vostra vita e fatene un capolavoro nel segno di Alessandro, volitivo e appassionato. Un altro addio è quello che verrà dato oggi alle 15 nella chiesa parrocchiale di Tarso. Siamo di nuovo nella Marca trevigiana. I funerali di Giancarlo Gaio e Cesira Bianchetti, coniugi di Colmaggiore di Sopra, protagonisti della tragedia che si è consumata nell'abitazione con l'omicidio-suicidio. Gaio che ha sparato 2 colpi alla moglie e poi si è tolto la vita. Una tragedia che ha profondamente scosso tutta la comunità. Dunque sarà un addio in forma congiunta, con eventuali offerte che verranno devolute all'asilo di Tarso. Alle 15 oggi i funerali della coppia. Lasciamo per un attimo la cronaca, andiamo di nuovo nel veneziano, a Trivignano, quindi siamo tra Venezia, diciamo, e territorio, diciamo, terraferma e Martellago. C'è stata una passeggiata di protesta questa mattina a Trivignano, dove da giorni la cittadinanza è in apprensione per la possibile chiusura dell'ufficio postale. Ha seguito per noi questa protesta, questo presidio, Filippo Fois. Il paese vuole le poste. Trivignano oggi si è unita in un corteo che ha raggiunto l'ufficio postale, l'unico che si trova in questa frazione del comune di Venezia, che ora è a rischio chiusura. E per questa comunità, che si trova al confine tra il comune di Martellago e Zelarino, si tratta dell'unico servizio pubblico disponibile. Oggi siamo in tanti perché il paese, la comunità di Trivignano ha saputo che c'è la volontà da parte delle poste di chiudere l'unico ufficio postale che abbiamo qui. Parlo di unico servizio perché altro non c'è, non ci sono servizi di posta, non ci sono sportelli bancari, e comunque il servizio delle poste è un servizio tanto utile per tutti, grandi e piccoli, soprattutto per le persone anziane. Perché ci siamo mossi in massa? Qui ci saranno 300 persone oltre, in una comunità di 2.000-3.000 persone, non di più. È un numero elevatissimo, c'è sto interesse perché il territorio è un territorio particolare, nel senso che siamo ai margini del comune di Venezia, ai confini col comune di Martellago, e andare dove c'è stato prescritto dalle poste in questo periodo di chiusura. È stato prescritto di andare a Zelarino. Ecco, Zelarino per tanti di noi rappresenta un ostacolo, perché Trivignano e Zelarino sono divisi da un cavalcaferrovia e un sottopasso che in questi giorni, tra l'altro, è allagato. Quindi spesso accade questo. Quindi questo servizio verrebbe, come dire, prescritto per
per le persone che sono in particolare sono in difficoltà, persone fragili, disabili e quant'altro. Ecco perché la risposta è forte. Sono contenta che ci siano tante persone perché la prossima settimana, ci è stato detto, ci sarà un incontro del sindaco e i suoi collaboratori che incontrerà i rappresentanti delle poste e spero che questa risposta così forte sia un bel biglietto sul tavolo delle trattative. Qui dicono a Trivignano se ci tolgono anche le poste non ci sono più servizi perché non ci sono neanche gli sportelli bancari, quindi i soggetti più deboli che hanno più difficoltà a spostarsi come possono fare? Ma intanto credo che l'incontro di oggi dia proprio la sensazione di cosa la comunità di Trivignano vuole. Noi vogliamo mantenere la sede a Trivignano delle poste. Io ho detto prima ai cittadini, le poste in questo periodo stanno facendo delle iniziative mediatiche che parlano di territorio. Allora o ci scordiamo del territorio o vogliamo fare una globalizzazione delle poste. Credo che oggi per questa sede, per questa comunità, la sede delle poste debba rimanere. Perché? Perché le persone fragili, la diversità dei servizi che poste offrono hanno e meritano di darle a questa comunità di Trivignano, come in altre ovviamente. Però il tema non è solo la sede delle poste. Trivignano, che è centrale alla città di Venezia, ha, come potete vedere, un nuovo centro della salute che è in costruzione, quindi una farmacia nuova, degli ambulatori che verranno utilizzati e verranno resi disponibili a breve, una nuova idea di PUMS, dove in questo asset, proprio in concomitanza tra Castellana e Via Calin, ci sarà ed è in progetto una nuova rotatoria, le manutenzioni che vengono fatte e voglio anche ritornare a ribadire quello che avevo detto prima, il collegamento tra Trivignano e Zelarino, che è dato da non solo dal cavalcavia, dove evidentemente passano tutte le auto, ma da un punto ciclopedonale che ha delle criticità. Oggi stiamo lavorando anche per queste criticità con Regione, Ferrovie, ovviamente la parte in carica dell'amministrazione comunale. Quindi a breve, la prossima settimana, ci sarà questo incontro con i dirigenti di Poste e noi ci metteremo tutta la nostra energia e la nostra forza per lasciare le poste a Trivignano. Così dunque la protesta dei residenti. Adesso torniamo a parlare di un tema molto caldo nel Vicentino ma anche a Bassano, quello dei PFAS. La minoranza consigliare bassanese consegna infatti all'amministrazione una relazione e chiede che l'area interessata a San Michele sia definita sito contaminato. L'area interessata dalla presenza di PFAS in San Michele deve essere considerata sito contaminato. La clamorosa richiesta arriva dai consiglieri di minoranza Roberto Campagnolo e Giulia Moro ed è stata messa nero su bianco nel corso della commissione convocata dall'amministrazione di Nicola Finco per approfondire il tema delle sostanze perfluoroalchiliche nel quartiere bassanese. Le richieste delle opposizioni sono contenute in una relazione consegnata al Comune, nella quale viene ricostruita anche la storia delle cave attive in zona. Proprio da qui parte la considerazione dei consiglieri che chiedono di valutare l'area come sito contaminato e di condurre ulteriori analisi per verificare eventuali azioni di bonifica. Già nel corso della serata sui PFAS che si era tenuta in San Michele erano emersi molti dubbi sulle attività svolte nelle cave qualche decennio fa, quando la normativa permetteva una gestione diversa e molto più disinvolta, se così si può dire, dei rifiuti. Il timore è che in quei siti siano stati stoccati rifiuti di ogni genere che dopo tutto questo tempo potrebbero presentare un conto molto salato al territorio. Perciò nella relazione si chiede di eseguire anche un rilevamento per conoscere nel dettaglio il fondo della cava Pascolara. Si presuppone, si legge nel documento, che nel fondo della cava ci siano liquidi a concentrazioni maggiori che sarebbe importante conoscere. Inoltre, avvertono Campagnolo e Moro, non sappiamo se ci sono fusti o rifiuti in parte confinati che potrebbero rompersi o entrare in contatto con le matrici ambientali in futuro. Con questo scenario all'amministrazione Finco viene quindi chiesto di rivalutare i livelli di contaminazione che da alcuni campionamenti superano i valori di soglia. Insomma, le rassicurazioni degli enti riuniti dal municipio per fare luce sulla faccenda non convincono del tutto residenti e consiglieri di minoranza, che chiedono infine di sensibilizzare la popolazione riguardo i pericoli correlati all'uso di queste acque superficiali contaminate. Acque che, avverte la relazione, nonostante non siano destinate al consumo umano, vengono usate dalla gente per irrigare orti e campi.
E intanto arriva l'accusa della consigliera Giulia Moro a margine della commissione sull'inquinamento in San Michele e dice il sindaco Finco non parla con la gente sul tema dei PFAS. Bocciatura netta per il quadro dei PFAS in San Michele presentato dall'amministrazione ai consiglieri comunali nella commissione indetta per fare luce sugli inquinanti presenti nelle acque superficiali del quartiere. I rappresentanti della minoranza si dicono infatti delusi prima di tutto dalla commissione stessa e dai dati presentati, tanto nel merito quanto nel metodo. Ci aspettavamo una relazione più dettagliata, un'analisi dei dati più completa e soprattutto ci aspettavamo la presentazione di quello che sarà il piano di monitoraggio previsto per i prossimi mesi. I dubbi dell'opposizione riguardano anche i dati sugli inquinanti, perché nei campioni illustrati ci sono altre sostanze che vanno a braccetto con i PFAS e che potrebbero essere la spia della presenza di altre sostanze nel sottosuolo di San Michele. Oltre a valori di PFAS che superano alcune soglie, ce ne sono anche altri di alcuni contaminanti inorganici che fanno intendere la possibilità di rifiuti sotterrati e quindi di percolati che hanno fondamentalmente degli inquinanti al loro interno. Gli esponenti della minoranza attaccano direttamente il sindaco Nicola Finco per la sua gestione della vicenda. La cosa che ci ha lasciato perplessi è stata la posizione del sindaco che anziché cercare di mettersi in dialogo con la cittadinanza e di raggiungere veramente i cittadini si è preso le distanze, si è allontanato dal tema dicendo che fondamentalmente se i tecnici ARPAV non dichiarano livelli di pericolosità lui non è tenuto a intervenire e neanche ad esprimersi. Crediamo che il primo cittadino debba essere disponibile comunque all'incontro con i cittadini, alla condivisione di alcune preoccupazioni e alla massima comprensione. E il primo cittadino Finco rispedisce al mittente le accuse, sentitelo. Io parlo costantemente con i cittadini, in particolar modo anche quelli di San Michele. Domenica scorsa sono stato ben 3 ore con i residenti del quartiere e abbiamo parlato di vari temi, tra questi anche sui FAS. Quello che mi sento di dire è che come amministrazione ci siamo presi l'impegno di aumentare i monitoraggi che vengono fatti in collaborazione con ARPAV. Abbiamo istituito un tavolo tecnico che ieri sera anche all'interno della commissione consigliare ha detto che non ci sono rischi per la salute delle persone, che i dati che sono stati rilevati sono valori minimi che si possono, insomma, che non devono destare assolutamente preoccupazione, e ho chiesto chiaramente a questo tavolo tecnico se io devo adottare particolari ordinanze per vietare l'utilizzo delle acque di ruscellamento e mi hanno detto assolutamente no. Quindi possano i cittadini di San Michele stare tranquilli perché l'acqua potabile è sicurissima e l'acqua di ruscellamento è un'acqua di ruscellamento sì, dove sono stati rilevati questi FAS, ma sono dati che vengono registrati fin dal 2016, quindi ben da 8 anni a questa parte, e quei valori ad oggi non sono mai cambiati, quindi la situazione è sotto controllo. Queste le rassicurazioni dunque del sindaco, dal caso PFAS a quello dell'aviaria con il primo focolaio registrato in Veneto a Mira, la preoccupazione degli allevatori. Noi teniamo monitorata la situazione e comunque, ripeto, l'agitazione in senso buono, la preoccupazione nel settore è molto, molto alta. Il settore avicolo è in allerta. Un caso di influenza aviaria è stato confermato a Mira nella riviera del Brenta. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha rilevato il primo focolaio autunnale il 1° ottobre in un allevamento di tacchini. Sebbene si tratti di un caso isolato, la notizia ha destato allarme tra gli allevatori, soprattutto perché l'episodio è avvenuto con un mese di anticipo rispetto all'anno scorso. Confagricoltura Veneto ha spiegato che il freddo precoce ha probabilmente accelerato la migrazione degli uccelli, portando il virus prima del previsto. Questo caso ha fatto scattare tutta una serie di protocolli sanitari previsti dalla Regione Veneto anche in applicazione delle normative regionali, nazionali ed europee, per isolare, quindi si è creata un'area di isolamento intorno a questo allevamento. Il problema, secondo me, reale e che forse non viene molto sottolineato è il danno economico che subiscono gli allevatori, perché allo stato attuale non sono previsti ristorni per chi dovesse abbattere i capi, procedura prevista dal protocollo di cui si parlava prima, e soprattutto non sono previsti neanche degli incentivi per le vaccinazioni. Quindi il problema è economico, che va a toccare un settore che è quello avicolo, che non sta
attraversando un buon periodo. Il presidente di Confagricoltura Venezia, Stefano Tromboni, dopo aver rassicurato i consumatori l'aviaria non è in alcun modo contagiosa per l'uomo, ricorda quando nello stesso comune nel 2017 furono abbattuti 20.000 tacchini e lancia un appello al mondo della politica. Mentre ho lanciato un messaggio, mandato un messaggio ai consumatori dicendo non preoccupatevi, dall'altro vorrei anche che fosse chiaro alla parte politica, al decisore pubblico, a chi comunque poi deve prendere in mano queste cose, che il settore non può solo subire questa situazione, ma deve essere anche supportato, perché il danno è realmente consistente. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta con Focus TG. Parliamo del lupo nella Marca trevigiana, non della lupa però che come sapete era stata catturata, la lupa del Piave. Ci sono altri animali in circolazione, altri esemplari in circolazione, l'abbiamo visto a Vidor, l'abbiamo visto a Tarso e si è visto anche a Falzè di Piave. 1634 animali selvatici recuperati nei primi 9 mesi del 2024 dalla Polizia Provinciale di Treviso e dagli operatori del CRAS. Nella giornata mondiale degli animali il bilancio dell'attività di recupero di animali di 87 specie diverse, cuccioli o adulti feriti o in difficoltà che sono stati curati e reinseriti in natura. I recuperi più frequenti sono ricci, merli, tortore, rondoni e poi civette, lepri e caprioli. Scusate, questo era un altro servizio, lo vedremo fra poco. Parliamo del lupo che è stato avvistato a Falzè di Piave, siamo a Sernaglia della Battaglia. Vediamo se è il servizio. Dopo la cattura della lupa del Piave, protagonista quest'estate di numerose scorribande nei comuni lungo l'asta del Grande Fiume, ritornano gli avvistamenti. L'ultimo alle 3 della scorsa notte, quando un lupo è sbucato all'improvviso nel giardino della canonica di Falzè di Piave, dove abita Nereo Meneghi. Rientravo dal turno di lavoro e me lo sono trovato davanti, ci siamo guardati e poi l'animale si è allontanato, racconta. Per fortuna le mie cagnoline erano in casa, subito sono entrato ed ho avvisato i carabinieri. Un avvistamento che non stupisce gli ispettori della Polizia Provinciale. La biologia del lupo prevede che gli animali più giovani si spostino sul territorio andando a cercare nuove zone, nuove possibilità di formare dei branchi, e quindi è un fenomeno completamente naturale che richiede il nostro intervento solamente qualora gli animali si dimostrino confidenti e tendano ad avvicinarsi troppo all'essere umano. Il lupo in natura non è confidente, dicono gli esperti, lo diventa a causa di un uomo confidente. Mai quindi cercare di avvicinarlo o attirarlo offrendogli del cibo, come è accaduto nel caso della lupa zoppa di quest'estate. La grande sfida che ci aspetta è una sfida di conoscenza e di formazione anche della popolazione per evitare che si inneschino fenomeni di questo tipo. Sfida sempre più complessa alla luce della notevole crescita della fauna selvatica negli ultimi tempi. L'abbandono della montagna da parte dell'uomo ha favorito la ricolonizzazione da parte di numerose specie che non eravamo più abituati a vedere. E a seguito di questa crescita sono ritornati anche i grandi carnivori con i quali adesso dobbiamo imparare a confrontarci. E allora adesso vediamo l'attività del CRAS, che è il Centro di Recupero Animali Selvatici, che proprio ieri, in occasione della Giornata Mondiale degli Animali, ha fatto il punto sull'attività del 2024. Oltre 1.600 animali feriti o in difficoltà recuperati e poi reintrodotti in natura. 1634 animali selvatici recuperati nei primi 9 mesi del 2024 dalla Polizia Provinciale di Treviso e dagli operatori del CRAS. Nella Giornata Mondiale degli Animali il bilancio dell'attività di recupero di animali di 87 specie diverse, cuccioli o adulti feriti o in difficoltà che sono stati curati e reinseriti in natura. I recuperi più frequenti sono ricci, merli, tortore, rondoni e poi civette, lepri e caprioli, ma non mancano anche esemplari rari, un falco pescatore o
Leon Barbagianni. È un'occasione per ribadire anche che cosa si fa, quali sono i comportamenti da mettere in atto nel momento in cui si ritrovano degli animali selvatici, e cioè su tutti chiamare il centro di recupero, che è aperto H24 7 giorni su 7, e avere magari anche le prime istruzioni su come comportarsi in virtù del problema che presenta l'animale in quel momento. Poche e semplici le raccomandazioni ai cittadini che trovano un animale selvatico in difficoltà. La prima è quella di chiamare il CRAS quanto più presto possibile per aumentare le possibilità di sopravvivenza dell'animale. La seconda raccomandazione è quella di avere il minore impatto possibile nell'animale, ovvero di prenderlo e di metterlo in sicurezza. Normalmente si tratta di animali di dimensioni abbastanza piccole, quindi basta metterli banalmente in uno scatolone di cartone, che così loro non vedono niente dall'esterno e non si feriscono. Ovviamente facendo alcuni fori per l'aerazione, ma lasciando l'animale al buio e in silenzio l'animale si tranquillizza. E poi appunto quella di non improvvisarsi medici o infermieri o quant'altro, perché abbiamo visto di tutto, abbiamo visto situazioni veramente compromesse da fasciature fatte male che magari torcono l'ala oppure la comprimono mandandocela in necrosi, piccoli alimentati con il latte sbagliato che poi ci vanno in diarrea e muoiono. Ripeto, chiamate e attenetevi assolutamente alle indicazioni che vi vengono fornite dal personale del CRAS. Il centro è solo per animali selvatici. E si parla di animali selvatici a sangue caldo, quindi sono esclusi gli animali domestici e sono esclusi tutti i rettili che non rientrano nella nostra competenza. Restiamo nella Marca Trevigiana, andiamo però a Conegliano con Lucio Zanato per parlare di prevenzione del tumore al seno. Buongiorno Lucio, perché ti trovi a Conegliano? Allora, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Mi trovo a Conegliano perché oggi, fino a questa sera, dietro alle mie spalle e con questi due gentili ospiti, c'è questa, Salute in Comune, che è una piccola cittadella della salute a disposizione gratuita di tutti i cittadini, anzi le cittadine, che vorranno fare prevenzione. Però, allora, intanto con me c'è Lisa Valentini e Tommaso Amadori, il dottor Tommaso Amadori. Parto non è cavalleresco, però parto dal medico, perché è il medico che mi dà il dato. Giusto? Sì. Allora, il primo dato purtroppo è quello dell'incidenza del tumore al seno nelle donne. Sì, un'incidenza che purtroppo è in aumento, si stima circa in Italia 55.000 nuovi casi all'anno, quindi se si fa il paragone con gli abitanti di Conegliano, che sono circa 35.000, tutti gli anni abbiamo un'incidenza maggiore di tutta la popolazione di Conegliano. Possiamo dire che una donna su 10... Sì, una donna su 10 ha una probabilità, anzi una donna su 8 ha la probabilità di sviluppare un tumore alla mammella durante la sua vita, ecco, diciamo. Ecco, e poi tra le altre cose, nella sua esperienza qui, molte donne non arrivano neanche a fare l'ecografia prima di 40-45 anni. Esatto, sì, mi sono ritrovata appunto tante volte a già 45 anni che non hanno fatto neanche un'ecografia. La prevenzione è una delle armi, se non l'arma con la A maiuscola, maggiore per sconfiggere il tumore al seno. Ecco, proprio per questo, Lisa, voi siete venuti qui e state girando tutta l'Italia, girate tutta l'Italia e non solo, per fare prevenzione. Come la fate? Ci vuole descrivere un po' com'è questa cosa? Assolutamente, qui partiamo da Conegliano per un'iniziativa che si chiama Salute in Comune a livello nazionale, che porta nelle principali piazze italiane queste unità mobili che sono alle mie spalle. Sono delle vere e proprie cliniche all'interno delle quali con gli ambulatori i medici specialisti fanno le visite gratuite alle donne. Di cosa parliamo? Ecografia, mammografia e visita senologica alle donne dai 20 anni in su, quindi veramente prevenzione alla portata di tutti gratuitamente per le donne che vogliono approfondire e conoscersi. Ecco, qui a Conegliano voi avete già avuto delle prenotazioni perché usate un numero speciale, un numero verde. Abbiamo aperto sempre un numero verde che è 800 61 6109 per questa tappa, ma anche per le altre a livello nazionale, dove le donne possono chiamare, informarsi e prenotare eventualmente una visita. Oggi qui a Conegliano oltre 380 hanno chiamato per garantirsi un accesso alla nostra città della salute. Ecco, però se una donna ci sta ascoltando e dice vorrei provare anch'io, c'è spazio, cosa deve fare? Assolutamente sì, abbiamo 2 unità mobili, quindi siamo in grado di dare risposta a tutti, basta presentarsi qui all'accettazione, che ovviamente prendiamo in carico la richiesta, le portiamo in visita all'interno della clinica e facciamo in modo che facciano l'esame, quindi
presentatevi qui a Conegliano e per le prossime tappe invece appunto chiamate il nostro numero verde. E fino a che ora? Stasera fino alle 18. Ecco, però parliamo anche di prevenzione, diciamo, delle donne che possono fare in autogestione. Cosa devono fare? Ad esempio una donna, una signora, ma anche una ragazza che si sta ascoltando adesso, cosa deve fare? La prima cosa che deve fare sempre. Allora, guardi, sì, ha usato la parola fondamentale, autoprevenzione, cioè partire da quello. E l'autoprevenzione inizia con l'autopalpazione. Quindi io consiglio sempre alle pazienti, soprattutto anche dalle giovani pazienti, di cominciare a conoscere il proprio seno. Come? Palpandolo, facendolo. Poi nel caso in cui venissero a riscontrare un piccolo nodulo, qualcosa di diverso dalla volta precedente che la colpisce, si recano dal medico ed eventualmente ripetono la visita con il medico e l'ecografia alla mammella. Ecco, una iniziativa che vede la presenza, ad esempio in questo caso il supporto del Comune di Conegliano, però anche del territorio con alcune aziende. Come rispondono i territori, voi che girate tutta l'Italia? In maniera molto positiva, qui a Conegliano in particolar modo. Collaborazioni sono nate con l'amministrazione comunale che per prima ci ha sostenuto. Stamattina è venuto a incontrarci anche il sindaco Fabio Chies, che ha salutato e ringraziato le donne che si sono presentate qui alle visite. Ovviamente l'imprenditoria locale che grazie ai suoi finanziamenti ci ha permesso di coprirne i costi, quindi la sinergia pubblico-privata ha funzionato in particolar modo bene qui a Conegliano così come nel resto d'Italia per permetterci di garantire gratuitamente alle donne queste visite. Ecco, tornando a questo tour che è tutto italiano e non solo, sì. Qual è l'incidenza? Dov'è che avete trovato la maggiore incidenza di possibilità di tumori al seno? Allora, ovviamente sono dati che di solito vengono elaborati a livello nazionale. L'incidenza leggermente maggiore è al nord. In Veneto circa 150-160 nuovi casi su 100.000 abitanti, per dare un dato regionale, però tendenzialmente è lievemente più evidente al nord come incidenza. È vero che si sta abbassando l'età? Sì, si sta abbassando anche perché è aumentata la sensibilità delle donne e quindi vengono molto di più e molto prima a farsi il controllo, e questo a noi ci fa molto piacere. Si può partire, lo ricordo, con un'ecografia già appunto dai 20-25 sostanzialmente anni fino ai 40, poi dai 40 si può cominciare a fare la mammografia, quindi parlandone ovviamente con il proprio medico, però è raccomandata la mammografia già dai 40 anni e vedo appunto che sostanzialmente c'è una forte adesione delle donne che vogliono fare, c'è molta più informazione e molta più sensibilità sul tumore al seno. Quando voi scoprite e dovete comunicare a una donna che ha un sospetto, un nodulo, la prima cosa è di non prendere paura. No, allora, sì, esatto, di non prendere paura. Si vede che i dati di sopravvivenza comunque sono ottimi se appunto preso in tempo, quindi prevenzione. Ecco, i vostri prossimi appuntamenti? Abbiamo in cantiere diverse nuove date. Domani per esempio saremo a Sassomaggio in provincia di Parma, nelle prossime settimane ancora in altre regioni, quindi in Valle d'Aosta e in Lombardia, rispettivamente a Courmayeur e a Bormio. Torneremo anche in Veneto nelle prossime settimane, in particolare a Vicenza. Quindi non sai darmi la data? Ancora la data precisa no, ma sarà nella prossima settimana sicuramente. E quindi Vicenza, prossimo appuntamento Veneto. Sì. Però Nicola, non pensare che noi uomini siamo esenti, perché anche noi siamo a rischio nodulo al seno. Questa è una cosa che pochi sanno, sì. E noi la prendiamo, come si usa dire, sotto gamba. In realtà non è da prendere sotto gamba. L'incidenza non è poca, è circa 1 su 700 uomini, ovviamente nell'arco della vita, però quando l'uomo, e questo magari mando un messaggio agli uomini anziché alle donne, quando l'uomo sente qualcosa anche lì di diverso, magari più un addensamento, qualcosa di duro, un nodulo insomma, sostanzialmente un nodulo, un nocciolo, una nocciolina. Bravo, esatto, sono una nocciolina, soprattutto sotto il capezzolo, di recarsi comunque dal medico per un'ecografia. Ecco, quindi il messaggio è chiaro anche per te Nicola, quindi a te la linea, se hai domande. Messaggio recepito, tocco ovviamente tutte le cose di ferro che trovo qua vicino. Grazie a Lucio Zanato e grazie anche ai tuoi ospiti, davvero. Parliamo adesso, abbiamo parlato di sicurezza sanitaria, parliamo di sicurezza stradale e torniamo a Vicenza. Dopo i servizi di Rete Veneta, l'assessore ai lavori pubblici si è attivato per risolvere il problema della sicurezza al passaggio pedonale pericoloso di Viale San Lazzaro. Ecco tutte le ultime novità.
San Lazzaro, un quartiere in allarme. Suona ancora alto l'SOS lanciato dai residenti e dai commercianti che si affacciano su un viale che chi vive e lavora qui chiama l'autostrada. Infatti, da quando questa arteria è stata rifatta 4 anni fa, con un robusto cordolo centrale e 2 corsie per parte, si fa fatica ad attraversare, a passare da una parte all'altra del quartiere. Hanno fatto questa autostrada a 2 corsie, tutti sorpassano. È impossibile passare. Corrono a una velocità ben superiore a quello che era dovuto, di media viaggiano sempre 70, 80, 90 all'ora. E dall'altra parte della strada è impossibile passare di qua. La gente qui si sente abbandonata. Per questo è stata lanciata una petizione con cui si chiede di ripristinare il semaforo a chiamata che c'era una volta per ricucire il quartiere e dare ai negozi la possibilità di riallargare il giro della clientela. Noi chiediamo solo un passaggio pedonale a chiamata, naturalmente, dove era prima. Noi di Rete Veneta avevamo promesso di portare la voce di questi cittadini alle autorità competenti e dopo aver ricevuto dall'assessore la promessa di attivarsi per risolvere il problema, adesso finalmente è tempo di tornare alla carica e chiediamo a Cristiano Spiller di venire qui da questi cittadini per fare un resoconto di tutte le ultime novità. Abbiamo recentemente approvato una variazione di bilancio che ha stabilito un capitolo di 200.000 euro per interventi di moderazione del traffico e anche grazie a un ordine del giorno del consigliere Colombara, tra questi interventi abbiamo previsto anche l'intervento per la ripristino del semaforo pedonale che era già presente anni fa qui a San Lazzaro e che, vista l'alta pedonalità di questa intersezione, vista la presenza delle scuole, della chiesa e anche della richiesta di alcune associazioni di non vedenti, abbiamo deciso di ripristinare. Il finanziamento è stato ottenuto, stiamo affidando questi interventi di moderazione del traffico a un progettista esterno e entro fine anno dovremo avere in mano il progetto che poi però dovrà andare in appalto, quindi la realizzazione la pensiamo nell'ottica di 1 anno da questo momento. Avete sentito? C'è il finanziamento, adesso bisogna attendere che si passi ai fatti e si realizzi il famoso semaforo al passaggio pedonale pericoloso. Noi ovviamente monitoreremo la situazione, dunque la questione non finisce qui ma continua. E noi adesso torniamo in pubblicità per pochissimi istanti. Rieccoci in diretta all'ultima parte di Focus TG per parlare di politica. Domani l'appuntamento di Pontida, saranno circa 6.000 i leghisti veneti all'appuntamento molto atteso dal Carroccio e intanto, ed è uno dei temi di cui si parlerà ovviamente, è quello dell'autonomia. Intanto sull'autonomia le polemiche all'interno della maggioranza, soprattutto con Forza Italia, restano forti, ma poi c'è a livello locale l'attacco del Partito Democratico che accusa Zaia di prepotenza istituzionale e chiede di riferire in Consiglio su tutti i passaggi dell'autonomia. Un atto di prepotenza istituzionale irricevibile. Definisce così la capogruppo del Partito Democratico Veneto Vanessa Camani l'esclusione del Consiglio regionale dalla discussione del percorso verso l'autonomia differenziata. Un iter di cui la Giunta e il Presidente Luca Zaia si sarebbero arrogati la titolarità, tuona la capogruppo Dem, che così ha esortato lo stesso Zaia a presentarsi in Consiglio. Le competenze che Zaia sta andando a trattare con il governo di Roma sono competenze la cui titolarità spetta di diritto al Consiglio regionale. Zaia, andando a Roma, sta parlando attraverso un eccesso, se non un abuso di potere. Deve tornare in Consiglio regionale e riferire e avere dal nuovo Consiglio regionale il mandato a trattare con il governo. Non siamo disposti a fare le marionette e pretendiamo di esercitare il nostro ruolo di Assemblea legislativa regionale. Poi il paragone con la Serenissima Repubblica, ironizza la capogruppo, neppure il Doge era un monarca, doveva anche lui fare i conti con il Gran Consiglio. Camani ha fatto richiesta di accesso agli atti ricevendo denuncia soltanto la proposta di visionare le tavole sinottiche. Intanto sul trasferimento delle competenze è intervenuto anche il ministro degli esteri Antonio Tajani in una nota inviata al ministro Calderoli. Parla di necessità di visione strategica, Tajani sottolineando l'importanza di non creare attraverso l'autonomia condizioni
condizioni per cui le regioni siano in concorrenza tra di loro. Sia protezione civile, ad esempio, no all'export. Alcune competenze non possono essere date. Zaia, di ritorno da Roma, ha ribadito di essere determinato a proseguire sulla sua strada. Io ho fatto e sto facendo il mio dovere a tutela dei veneti, sono 2.273.000 che hanno votato per il referendum, ma anche a beneficio di tutto il Paese. Dimostreremo nelle prossime ore, non nei prossimi mesi, che la bontà del progetto di fatto definisce questo progetto come un grande progetto di decentramento amministrativo. Come dicevamo, domani Pontida con i leghisti verso il grande raduno. C'è stato invece in versione local la festa provinciale della Lega a Treviso la settimana scorsa, ma con una assenza illustre, quella di Giancarlo Gentilini, che nei giorni scorsi ha mandato una lettera amareggiato per non essere stato invitato, dicendo sostanzialmente mi hanno dimenticato. Allora sono arrivate le scuse del Carroccio. Sono il primo a scusarmi con Giancarlo Gentilini, che tra l'altro avevo visto proprio pochi giorni prima per invitarlo al mio matrimonio, e quindi chiediamo tutti quanti scusa a Giancarlo Gentilini. La Lega Trevigiana chiede ufficialmente scusa allo sceriffo di Treviso e lo fa dopo che Gentilini ha fatto notare alla sua maniera che nessuno l'ha invitato alla festa del Prato della Fiera dello scorso fine settimana. Forse ennesimo segnale dell'allontanamento da quel partito che lui ha contribuito in maniera importante a far crescere nei consensi da quel 1994, quando contro ogni pronostico si impose su Aldo Tognana, espressione dei partiti che si stavano dissolvendo dopo il ciclone Tangentopoli. Per questo ha sottolineato come tutti quelli presenti alla festa non avrebbero mai fatto politica senza di lui. Fatto innegabile anche secondo l'organizzatore della 3 giorni leghista al centro della questione, che spiega così il mancato invito. Noi abbiamo dato la sua presenza per scontata, così come quella di Paolo Gobbo che si è presentato regolarmente alla festa della Lega. Purtroppo Giancarlo non è passato e di questo ci dispiace. Eravamo abituati che lui comunque presenziava a tutte le feste e anche quando arrivava si faceva notare e tutti lo acclamavano, però l'ultima festa è stata fatta 5 anni fa, di tempo ne è passato e quindi forse abbiamo dato per scontato una cosa che non lo era. Segretario che sottolinea come il partito continui a contare su quello che per tutti è uno dei grandi vecchi della Lega trevigiana. Giancarlo Gentilini è comunque un pilastro della Lega e senza il quale, senza la coppiata tra Gobbo e Gentilini, la Lega non sarebbe quella che è oggi. L'importanza della sua figura quando ha svolto il ruolo da sindaco, così come oggi, che è una sorta di grande saggio, non è assolutamente in discussione, è un punto di riferimento per i militanti, i sostenitori e tutti coloro che vivono l'esperienza degli amministratori locali. E se qualcuno suggerisce che a 95 anni muoversi per una festa politica può essere anche un rischio, Coin rilancia. Al prossimo appuntamento poi che abbiamo già in programma per fine anno, prometto a Giancarlo che se non verrà lui a questo appuntamento andremo noi a trovarlo e prepareremo un bel saluto da parte sua col suo tono di voce squillante, come sempre stato e come sempre sarà, ai militanti. Lasciamo la politica per andare a Malo per una storia davvero particolare. Qualche giorno fa è stata riportata infatti la piastrina militare ai familiari di Alfonso Migliorini, detto Lalo, un alpino della divisione Iulia che durante il rientro a Malo nel 1943 la smarrì. Migliorini è morto nel 1999 e a ricevere la piastrina trovata da 2 alpini trevigiani a Nervesa della Battaglia sono stati i familiari. Luisa Bertini e Simone Squarcina li hanno incontrati. Una storia particolare che arriva da Malo, siamo in compagnia di Luciano, Nadia e Rosanna che sono i figli di Alfonso Migliorini, un soldato ai quali è stata riconsegnata la piastrina appunto del papà, stiamo parlando della guerra del 45. Cosa è successo? Qual è la storia di questa piastrina che è stata riconsegnata perché trovata a Nervesa della Battaglia? Niente, siamo stati contattati da dei signori del Treviso che hanno trovato questa piastrina col metal detector. Si sono interessati, hanno telefonato a Roma e poi da Roma hanno chiamato Enea che lavora nel comune di Malo. E questo ha contattato mio fratello e così ci siamo messi d'accordo per ricevere questa piastrina. Qual è stato l'effetto che va fatto dopo tanti anni? La pelle d'oca. Emozionatissimi proprio, non ci aspettavamo una cosa del genere. Sarebbe stato bello se l'avessero trovata
finché era in vita ancora. E qual è la storia del papà relativa alla guerra? Niente, è stato chiamato giovane, perché allora partivano giovane, e in Grecia e in Albania. Fortuna è stata che si è congelato i piedi e lo hanno rispedito a casa. Ha fatto la convalescenza, passato questo periodo, lo hanno richiamato di nuovo sotto le armi e loro è andato in Francia e Aosta. Da lì dopo sono partiti per qua, verso il nostro territorio del Friuli, e da lì hanno deciso di venire a casa, perché se no se lo trovavano lo portavano in campo a Salò. È stato fatto prigioniero. Sì, ecco. È riuscito a fuggire. Ecco. E verso la tradotta, dicevano una volta, questa ferrovia. E da lì piano piano a piedi sono arrivati a casa. Ecco, la storia. E quindi questa piastrina è stata trovata in realtà per puro caso? Sì, perché ci sono degli alpini della Nervesa Battaglia che si dedicano a cercare questi reperti di guerra. E passando vicino a questa ferrovia hanno sentito suonare il detector lì e hanno guardato bene e hanno trovato questa piastrina, che per loro sono cose rare da trovare. Di solito trovano pallottole, resti bellici, insomma, ecco, allora erano felici e vediano l'ora di contattare se c'erano ancora delle persone vive che conoscevano questa persona, e ci hanno contattati noi, ecco, tutto lì. Ecco, l'avete sentito, una storia che parla di famiglia, di tradizioni e di emozioni, che da Nervesa della Battaglia è arrivata qui a Malo. Davvero una bella storia. Noi da Malo ci spostiamo a Bassano per la fiera d'autunno. Fiera d'autunno a Bassano, tradizionale appuntamento non solo per i buongustai, ma anche appunto per chi coltiva quella che è diventata, lo dicevamo, oramai una vera e propria tradizione cittadina. Si parla di gemellaggi, si parla di condivisione con la comunità, con altre culture. Noi siamo in compagnia dell'assessore Andrea Viero, che è fremente di andare a partecipare alla cerimonia di apertura della botte, perché alle nostre spalle ci sono i due stand delle città gemellate con Bassano, Voron e Mühlacker, e insomma tutto è pronto per i festeggiamenti. Assessore, tantissima gente, il meteo ha dato un po' di tregua. Diciamo che il clima di festa è bellissimo, il meteo ci sta aiutando, speriamo insomma che la bella giornata continui. Siamo qui in attesa del sindaco che apra appunto la famigerata botte. In attesa del sindaco dobbiamo parlare anche di colore, perché ci sono tantissimi turisti italiani ma anche stranieri. Bassano, capitale attrattiva anche per quello che riguarda il divertimento. Assolutamente sì, in piazza insomma non mancano i colori, non mancano le attività aperte, i commercianti insomma sono sempre disponibili, sono sempre attivi anche in queste manifestazioni, quindi insomma un bel lavoro di squadra e un bel clima di festa. E a proposito di clima di festa, non manca, vista la presenza insomma di una città tedesca, di Mühlacker alle nostre spalle, non manca il tradizionale assaggio della birra con moderazione, Assessore. Assolutamente sì, bisogna sempre bere con moderazione, però insomma oggi è un giorno di festa ed è doveroso assaggiare i prodotti insomma di chi è venuto a trovarci oggi. Centro storico di Bassano letteralmente invaso di stand bancarelle, ci sono le tradizionali frittelle, insomma sarà 2 giorni di festa per tutta la città. Noi adesso vi mostriamo, vi lasciamo con le immagini di uno di quei momenti clou della manifestazione, come dicevamo l'apertura della botte e il via, possiamo dire, ufficiale ai festeggiamenti. Il via ufficiale alla fiera franca bassanese, alla festa di tutta la città. Dai, fissa! Nicola, fissa! Allora, bere con moderazione, mi raccomando. Buona fiera franca a Bassano. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.